Signore e signori, buonasera a tutti. Insieme per la Crucca, concerto de Saparadura sta per iniziare. Vi invitiamo a prendere posto, a spegnere i telefonini o metterli in modalità aereo e vi invitiamo a evitare il flash in caso di foto o riprese. Vi auguriamo un spettacolo memorabile. Grazie a tutti. La corale studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu. Buonasera, benvenuti. Vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra generosità, per aver contribuito a rendere possibile questa grande iniziativa di solidarietà. Purtroppo sapete quello che è successo. Nel mese di gennaio il centro Madre Maria dei Poveri ha subito un pesantissimo furto di bestiame, si parla di 100.000 euro. Certo, 100.000 euro non sono uno scherzo, ma questo grande concerto, fortemente voluto dal direttore artistico di questa serata, il maestro Vincenzo Cossu, vuole essere un modo per aiutare la comunità a recuperare almeno in parte il danno. Ci sono state altre iniziative di solidarietà
in questi mesi, gesti di solidarietà nei confronti dei ragazzi della Crocca, i quali vivono del loro lavoro e soprattutto attraverso il lavoro hanno trovato un modo per riscattarsi. E lo spiegano bene i responsabili della comunità con queste parole. Il rapporto con gli animali dei nostri allevamenti, lo sporcarsi le mani con la terra che coltiviamo, il sudore lasciato sui campi, la minuziosa attenzione rivolta ai germogli e alla crescita, la fatica del raccolto e della preparazione del prodotto finale, sono strumenti attraverso i quali i nostri giovani imparano a responsabilizzarsi e a sviluppare la propria autostima. Ed era il 1988 quando Don Chino Pezzoli decise di fondare la comunità La Crocca a 15 km da Sassari. E grande forza d'animo hanno dimostrato questi ragazzi anche in questa situazione terribile che li ha coinvolti. Ci hanno colpito le parole utilizzate da Don Chino durante la conferenza stampa che si è svolta lo scorso mese nei locali della comunità, quando ha detto che ancora una volta dal male può nascere il bene e che tutta la solidarietà ricevuta è per loro un'ulteriore dimostrazione di questo insegnamento. E allora lo invito a raggiungermi, Don Chino Pezzoli. Inviterei anche il direttore artistico, il maestro Vincenzo Cossu, il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, e l'assessore alla cultura Manuela Palitta. Buonasera assessore. Allora, mi avvicino a lei, Don Chino, perché questa è un'occasione per parlare di quella che è diventata ormai un'emergenza sociale a causa dell'aumento esponenziale delle droghe, degli stupefacenti, a causa dell'abbassamento dell'età in cui si inizia una tossicodipendenza. Lei dunque, che è in contatto tutti i giorni con questa piaga sociale, pensa che ci sia abbastanza informazione? Pensa che ci possa essere una soluzione a tutto ciò? Prima di tutto grazie alle presenze, perché è la prima volta dopo 30 anni. 30 anni che sono qui, sono sassarese anche perché ogni 15 giorni sono qui a visitare la comunità. Ecco, in questo momento dobbiamo dire sì alla vita, come ha detto il Papa, per dire no alla droga. Perché chi dice sì alla droga dice no alla vita. Se pensate che dall'inizio dell'anno abbiamo portato in comunità 72 persone con le ultime entrate oggi, perché questa diffusione della dipendenza da tutte le sostanze, e dicono è ritornata l'eroina, ma l'eroina c'è sempre stata, cocaina, metanfetamina, e poi popper, è tutto un insieme di sostanze, compreso l'alcol, che rendono questi ragazzi incapaci di pensare, perché ricordiamoci sempre che la droga altera la parte neurologica e quindi anche quella psicologica non sa più né pensare, né volere, né amare. Noi abbiamo aperto le comunità e posso gridarlo anche questa sera, viva le comunità, perché noi questi ragazzi li teniamo tanto tempo per rieducare la loro mente a vivere. E anche questa è una riparazione, è la riparazione della vita, e la si ripara la vita con la solidarietà, con l'attenzione, con l'amore e con la passione per la vita.
Ecco, io vi dico grazie questa sera perché non è la riparazione, saparadura, no? Ecco, non è la riparazione per gli animali, è un rispetto a questi ragazzi che tutto quello che c'è loro non è nostro, tutto quello che c'è loro, dalla pianticella che coltivano, all'agnellino che nasce, al lavoro che fanno per i campi. Siamo rimasti male quando ci hanno portato via questi beni dei ragazzi che servono per far andare avanti la comunità, e questa sera voi date un segno veramente di amore, veramente di sensibilità. Ecco il mio grazie che vi ricambierò con una preghiera al mio capo che non vi abbandona mai. Posso fare un invito a tutti ad aiutare questi ragazzi ad entrare in comunità. Lo dicevo anche al sindaco, facciamo fatica qui a Sassari ad accoglierli. Facciamo fatica perché le istituzioni non hanno ancora capito che la comunità è la casa della salute, è la casa della salvezza. Muoiono e si dice, beh, uno in meno, ma è una vita, e la vita va rispettata, la vita va custodita e non lasciata perdere così. Io non lo so perché uno entra in questo inferno, non so perché arrivano ad assumere droghe e distruggere la propria vita. So però che la droga non bisogna toccarla, e bisogna dirlo ai ragazzi, perché quando la si tocca, quando la si manda nel corpo, non si è più come prima, non c'è più la capacità di autocontrollo. Quindi famiglie, istituzioni, aiutino questi ragazzi a uscire da questo tunnel, da questa situazione così grave. E lo dicevo anche a padre Murito, che siamo vicini da 30 anni, perché è stato il primo che mi ha accolto, è lì padre Murito. Ecco. Perché non ci devono aiutare ad accogliere questi ragazzi? Perché dopo un po' di tempo che sono in comunità cambiano aspetto. È un dono che ridiamo alla famiglia, alla società, ma soprattutto a se stessi, perché la vita è bella e non bisogna questa vita distruggerla. Grazie ancora. Grazie, e qui abbiamo il sindaco Sanna, l'assessore alla cultura Manuela Palitta. Il comune di Sassari ha accolto fin da subito questa iniziativa e ha patrocinato l'evento. Sì, l'abbiamo fatto naturalmente con grande impegno, non solo un piacere, perché nel senso il fatto che è avvenuto è davvero tra i delitti, insomma tra i più odiosi, questo del furto, ma è ancora più odioso quando avviene nei confronti dei poveri, perché è stato rubato qualcosa a chi era già povero, che non aveva granché. Quello che diceva Don Chino, ciò che c'era era di coloro i quali dovevano costruire e costruiscono un progetto di vita, e chi ha sottratto insomma questi beni ha fondamentalmente detto no alla vita. Come amministrazione comunale noi dobbiamo fare sempre di più, le istituzioni devono fare sempre di più, non è mai abbastanza. Devo dire che anche in queste settimane abbiamo voluto che la nostra polizia locale desse uno sguardo ad una situazione che gli stessi dirigenti scolastici ci hanno rappresentato, ma che spesso anche noi adulti, come dire, facciamo finta di non vedere. E allora quello che è successo anche recentemente deve richiamarci tutti al senso della responsabilità, dell'attenzione, del saper dire no, questo non si fa, non si deve fare, e costruirlo nella consapevolezza e nel ragionamento con i nostri figli, con i nostri giovani. Credo che questa necessità di autorevolezza di tutti nel rapporto appunto con i nostri giovani, della necessità di stare vicini, spiegare, allontanare, diciamo così, quella che è diventata la moderna dipendenza, che magari fisicamente sembra che non abbia nessun effetto, ma questa della continua connessione, no, con gli strumenti assolutamente moderni, come tutti gli strumenti moderni devono essere saputi utilizzare. Allora non distraiamoci più quando siamo a casa con i nostri figli, non distraiamoci più quando siamo a cena con gli amici, facciamo comunità, facciamo vita, questo è l'appello di oggi. Quindi grazie a tutti voi che siete qui stasera, e soprattutto
trasmettete il messaggio che è necessaria questa solidarietà materiale, ma è necessaria questa grande rivoluzione educativa, sociale, di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie. Grazie Campesana. Qui abbiamo l'assessore alla cultura, Manuela Palitta, quindi la cultura può aiutare insomma i giovani. Qua ci sono tanti giovani dietro di me che sono una testimonianza di questo messaggio. Senz'altro. Proprio in questo caso la cultura è lo strumento perché possa essere attuata la solidarietà di cui si è appena parlato. E a proposito di cultura mi piace citare, l'ho anche scritto a proposito di questo fatto, ciò che Seneca ha detto a proposito proprio della solidarietà. Ha paragonato la nostra società a una volta di pietre e questa volta accadrebbe se le pietre non si sorreggessero reciprocamente e noi sardi questo lo sappiamo, abbiamo i nostri nuraghi che si sorreggono da millenni. E questo è diciamo, l'invito che è stato rivolto oggi dal maestro Cossu è arrivato, è stato accolto, vedere il nostro teatro comunale, teatro di cultura per l'appunto che si è riempito in un gesto di restituzione rispetto a quella che è stata la sottrazione importante che c'è stata, sottrazione sicuramente del bestiame, ma che significa sottrazione di strumenti di lavoro, di risorse economiche, sottrazione di possibilità di miglioramento e forse nel momento in cui è successo è stato vissuto anche come una sottrazione di speranza e quindi in questo momento noi siamo stati chiamati, l'assessorato alla cultura ha messo a disposizione questo teatro, materialmente parlando, ma non può che appoggiare queste iniziative sempre perché ci fosse questo gesto di segno opposto, contrario a ciò che è successo, di segno positivo fortunatamente, perché la solidarietà possa essere manifestata a tutti voi, un'occasione anche per noi tutti che siamo qua per riflettere sicuramente sul fenomeno della droga, ma per riflettere quanto ognuno di noi possa fare quando siamo chiamati ad essere quelle pietre. Non dimentichiamoci che il termine solidarietà deriva dal latino solidus e anche qui il richiamo è sempre alle pietre, quindi con solidità e fermezza portiamo avanti queste che sono le missioni cui siamo chiamati. E non dimentichiamoci, piace anche a me citare Papa Francesco, che Papa Francesco a proposito della solidarietà ha detto se c'è una cosa che va globalizzata in questi tempi è proprio la solidarietà. Grazie Assessore. E qui abbiamo il maestro Cossu che ha messo in piedi questa macchina organizzativa molto complessa. Perché? Perché questo concerto? Perché quando sai di poter fare qualche cosa di buono, allora se appartieni alla società e pensi di essere parte di quella società, allora devi fare quel qualcosa di buono. Perché la verità è che voltarsi di lato, guardare da un'altra parte è facile. Imboccarsi le maniche quando si vede qualche cosa di sbagliato e avere il desiderio quasi bruciante dentro di volerlo raddrizzare, questo vuol dire sentire una voce, avere il coraggio di ascoltarla e trasformarla in un'opera. E io, con l'aiuto di tutta l'associazione, perché veramente il nostro direttivo ha fatto un lavoro eccezionale e tutti i ragazzi dell'associazione, del Nova, della Corale Studentesca e le famiglie si sono messi all'opera in questa gara di solidarietà, è stato veramente eccezionale, anzi di più commovente. E credetemi, sono stati giorni, settimane di passione a livello organizzativo perché è stata una sfida per noi inedita in un teatro importante come questo e con un evento così importante, con ospiti così prestigiosi, però eravamo determinati a vincerlo, non perché ce lo meritavamo, semplicemente perché pensavamo che fosse giusto. Tutto qua. Qualche volta avere l'idea, la sensazione che stai facendo assolutamente, senza alcun dubbio, senza ombre, qualcosa di buono e di giusto. Tutto qua. Il maestro Cossu ci vediamo più tardi anche con la corale, ringrazio Donchino. Grazie. Aspettiamo che i ragazzi escano. Andiamo in Eufemia, la corale studentesca Città di Sassari.
questa gara di solidarietà sono stati tantissimi gli artisti che hanno aderito e con grande generosità hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa del maestro Cossu. Tra loro c'è lui. Ciao a tutti, mi dispiace non poter essere con voi oggi, ci sono con lo spirito. Spero che il teatro sia pieno, ma anche se non lo fosse vi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima cosa. È una bella solidarietà nei confronti della Crocca, nei confronti anche della comunità di Don Chino Pezzoli. Io spero di essere utile in un'altra occasione, insomma, magari organizziamo qualche altra cosa perché vorrei dare il mio contributo. È una cosa che mi ha dato molto fastidio quello che è successo, per cui da sardo ritengo che sia il dovere di ognuno di noi contribuire. Buona musica a tutti e a presto. Ciao! Ringraziamo Piero Marras per il suo contributo e ora diamo spazio alla musica con un altro grandissimo artista, una voce inconfondibile di basso e un percorso sonoro frutto di mescolanze e di contaminazioni iniziato a 12 anni con il sax alto. Tante negli anni le collaborazioni con gli amici musicisti, da Andrea Parodi a Gianna Nannini, dal maestro di Launeddas Luigi Lai allo stesso Piero Marras. In lui vari linguaggi, la musica sarda, il canto a tenore, le Launeddas, il sassofono, il jazz si sono incontrati a un certo punto, inevitabilmente. A lui piace dire: suono il jazz con l'accento sardo. A voi, Gavino Murgia!
Gavino Murgia. Ma questa sera Gavino non sei da solo, perché Gavino, a parte tanta gente, Gavino ha portato una sorpresa. Vi presentiamo insieme il tenore Goine di Nuoro. Aspetta. Francesco Pintori, Antonello Mura, Stefano Merella. Piscina bella proite, non ti spisas e ti fa che sospiro un ramo come te tu chi su dinare fa casa misas padrone de vapore te
te, oh gentile signorina, un augurio bello ti queria dare. Diventa su una perla diamantina, su per ogni prenda in su brillare. Ti porta anche una dea incoronare e de sarbella diventer sareina. Arribe se a suo spunto seminente, più bella de su chi sei tu. Ma pur bella de su chi arribe se a suo spunto seminente, spru bella de su chi sei tu, e divente se. Nanne tu meo su mundu ergai, assicute, assicutera te non torna mai. Sorbentor de levante, in sarmarina al prisca sun garrigande tesoro. Sorbentor de levante, sa carrera sun tristat, nugo no espro, nugoro, caman cansor gigante. Ite bellusurampu, chi yu che nove melas,
tutti in colore oro. Ite bellusuran priteschino irvelas, su chiu che sin coro prore che t'amo tanto. Canno sorbe sunie, nascito un fiore chi si narà narciso. Canno sorbe sunie, sin pur in paradiso, e per mi sus amore bella ti sposi. Monte Gonare, chi batte una sirena, chi canta notte e die. Su Monte Gonare, se non mi dà una tie, mi trunco carchi vena e mi dà so il venare. Francesco Pintori, Antonello Mura, Stefano Marella, grazie a tutti. Gavino Murgia. Grazie a Gavino Murgia, al tenore Goine di Nuoro. Vi invito a restare qui un attimo perché vorrei farvi un paio di domande. Prego. Allora, ricordiamo che il canto a tenore è considerato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, quindi è una cosa molto molto importante. Tu hai firmato anche un docufilm dal titolo A tenore. Che cosa rappresenta per te, per voi, il canto a tenore? Rispondo io, rispondo uno dei... Ma non per noi, cioè per i sardi in generale, cioè il canto a tenore è patrimonio di tutti, dell'umanità appunto, non solo di chi lo fa, di chi lo esegue. Naturalmente chi ha la responsabilità di eseguirlo, diciamo anche la responsabilità di, come dire, di tramandarlo al meglio per come l'ha conosciuto e per come diciamo deve essere appunto all'interno dei canoni, no, dell'esecuzione. Noi siamo praticamente nati, io sono nato dentro questo suono, ho iniziato a cantare, ad ascoltarlo ovviamente quando ero molto piccolo, a 5, 6, 7 anni, a cantarlo ovviamente appena dopo, sempre nel ruolo di basso, cioè la voce che appunto ho utilizzato prima estrapolandola dal tenore, quando ho fatto l'assolo e poi appunto all'interno della formazione del quartetto. Ho sempre fatto questo ruolo da quando ero bambino, addirittura prima di essere adolescente, sempre con questo suono. Niente, poi a un certo punto ho sentito l'esigenza di, non essendoci ancora un lavoro dedicato a questa forma, io la chiamo una forma d'arte, cioè una forma d'arte straordinaria che i sardi hanno inventato, noi l'abbiamo solamente ereditata, noi, dico noi 4, l'abbiamo ereditata e cerchiamo di portarla avanti trasmettendola ai ragazzi di Nuoro. Chiaramente ogni paese, per chi non è addentro a questa tematica, ogni paese ha la sua forma di canto, la sua bellezza. E la cosa straordinaria è che in ogni luogo è diverso, cioè ha le sue particolarità, le sue caratteristiche e peculiarità. Noi appunto siamo i rappresentanti della forma di canto che viene da Nuoro. Dentro questo film ho cercato di esporre e di mettere in evidenza un ventaglio, chiaramente non potevo inserire tutte le formazioni esistenti,
tutti gli stili, non le formazioni, tutti gli stili esistenti di questa forma di canto, però ho cercato appunto di dare il meglio all'interno di questo documentario, che non è ancora finito. Prima dell'estate presenterò la versione completa. A novembre presentai un'anteprima di 57 minuti. Prima dell'estate spero che sia finito il lavoro completo, integrale. Dicevo, questo suono comunque è una sonorità che appunto appartiene non solo a chi la fa, ma ai patrimoni di tutti i sardi. È un suono che mi piace pensare che sia dentro il nostro codice genetico, da Porto Torres a Elmas, voglio dire. E quindi piano piano anche all'interno dell'isola spero che venga sempre più valorizzato e apprezzato. Qua oggi siamo in un teatro, per te è un luogo insolito, perché tu ami esibirti e diciamo la tua voce soprattutto si sposa perfettamente con i luoghi della civiltà nuragica. Tu ami esibirti in questi luoghi perché? Che magia c'è nei nostri luoghi della Sardegna? Non lo so, io essendoci nato, sinceramente certo avverto e mi rendo conto della bellezza e della fortuna enorme della quale siamo circondati. Però ti posso riportare, come dire, delle sensazioni che tantissimi amici, musicisti in particolare, che sono venuti dall'estero, sono venuti a trovarmi in Sardegna, mi hanno detto, cioè, io poi con orgoglio faccio sempre il tour operator dei miei amici, li porto sempre a vedere luoghi straordinari, nuraghi, pozzi sacri, menhir, tombe dei giganti. Chiaramente a tutto questo abbino anche un tour enogastronomico, no? È la sensazione frequente, no? che mi comunicano e mi trasmettono è che la nostra isola ha un'energia straordinaria che si avverte. Noi probabilmente essendoci imbevuti, impregnati di questa energia, non la sentiamo così forte, cioè la sentiamo sempre, però non siamo sconvolti come chi invece la prima volta oppure per poche volte è venuto qui in Sardegna. E concordo pienamente in questa cosa. Tornando alla musica, la musica in questi luoghi credo che sia il suono di questa terra. Adesso tra pochi minuti, tra pochi secondi sentirete uno dei miei maestri in assoluto, che suonerà uno strumento nuragico. Lo strumento nuragico significa che lo strumento che sentirete a breve, che conoscete già chiaramente, è uno strumento composto da semplici canne, però messe insieme compongono una sonorità assolutamente straordinaria, che anche questa meriterebbe essere classificata all'interno dei beni immateriali dell'umanità. Anzi, questo è un bene materiale perché è anche composto di materia, canna. Questo per dire che questo strumento qua è rappresentato in un bronzetto che è stato trovato a Itiri, non lontano da qua, raffigurante un suonatore di launedas. Suonatore di launedas che suona, è chiaramente visibile, uno strumento a tre canne, esattamente come quello che vedrete e ascolterete oggi. All'incirca risale a 3700 anni fa, questo bronzetto. Quindi già 3700 anni fa in Sardegna esisteva la polifonia. Polifonia significa che è un suono sommato ad altri suoni, che contemporaneamente appunto realizzano la polifonia, che è un concetto oltre che fisico, oltre che matematico, oltre che musicale, straordinariamente avanti. Cioè nel resto del mondo allora si suonavano strumenti monofonici, flauti o percussioni, flauti però costruiti appunto o da canna oppure dalle ossa cave degli animali. Qui in Sardegna 3500-3700 anni fa circa esisteva già la polifonia, c'è una cosa incredibile. Siccome
scusate se mi dilungo, però mi piace mettere in evidenza i nostri gioielli. Siccome il bronzetto non l'hanno fatto, non l'hanno costruito, il bronzetto trovato a Itiri, che rappresenta il suonatore di Laonedas, non l'hanno costruito il giorno che è stato inventato quello strumento, quindi gli si può attribuire chissà quanti anni ancora in più a questo strumento, no? Chiaramente. E poi tra l'altro rappresenta un'evoluzione, perché naturalmente e sicuramente sono partiti da una canna alla quale se ne è aggiunta un'altra, alla quale se ne è aggiunta un'altra ancora, quindi 3 canne. Questa evoluzione, specie allora, sicuramente comportava un tempo maggiore, no, di quello che potrebbe comportare oggi. E poiché quello strumento, le Laonedas, hanno lo stesso impianto armonico del cantatenore, e sicuramente la voce arriva prima di qualunque altro strumento, anche al cantatenore noi possiamo attribuire un'età simile o anche addirittura precedente a quella della Laonedas. Quindi diciamo che non ci sono dati certi, l'unico dato certo è questo bronzetto che rappresenta al 1000 per 1000 l'età della Laonedas, da lì non si scappa. Quindi per tornare alla tua domanda, cosa significa suonare in questi luoghi? Significa provare ad avvicinare il suono che probabilmente è nato sempre all'interno dell'isola, coevo a queste meraviglie dell'umanità che sono tutti i nuraghi, tutte le zone archeologiche o storiche che fanno ancora più ricca questa nostra isola meravigliosa. Grazie Gavino, grazie allora al tenore Goine di Nuoro per essere stati con noi. Grazie. E invito Gavino a restare qua, grazie. Grazie. Allora, ci avviciniamo qui Gavino, perché appunto parlavamo del tuo maestro, anzi del maestro dei maestri di Laonedas, Luigi Lai. E allora vi racconto in breve la storia del maestro. Il maestro Luigi Lai si appassiona alle Laonedas all'età di 8 anni, dopo aver sentito un pastore suonare le Sonus de Canna nelle campagne di San Vito. Quel momento è stato folgorante e l'inizio della sua lunga carriera. Si dedica costantemente alla cura delle Laonedas, a costruirle, a suonarle. Immancabile il 1° maggio alla festa di Sant'Efisio, con le Laonedas ha girato il mondo. È il primo ad aver creato una scuola di Laonedas negli anni 70. Attualmente ha l'onore di insegnare Laonedas come unico docente al Conservatorio di Cagliari, il primo corso autorizzato dal MIUR. Luigi Lai e Gavino Murgia. Io non devo dire più niente, tanto ha detto tutto Gavino e la signorina. Grazie che mi hanno preceduto. A me spetta solo suonare.
Grazie. Fra poco interviene anche Gavino con le Launetes, non è solo bravo col sassofono, è bravo anche con le Launetes. Però questa è una promessa, adesso ti faccio suonare io, la prossima volta mi faccio suonare te col sax, con noi, con te. Ancora degli accompagnamenti di processioni religiose. Thank you.
Grazie. Grazie. Adesso mi accompagna Gavino con il brano A Santifigio. È un brano che ho scritto io. Bravo Gavino. Grazie. Grazie. Non potete immaginare che onore suonare con un nuraghe vivente, un gigante della musica, uno dei più grandi musicisti del nostro tempo. Anche io suonare con Gavino, che sei un grande artista. Io penso che il mio tempo sia già terminato. Vorrei fare un pezzettino di ma pochissimo, una danza capitanese, poco. L'immenso maestro Luigi Lai, Gavino Murgia. Piccolino. Ah, è vero, sì.
Grazie. Luigi Lai. Gavino Murgia. Il maestro Luigi Lai. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Gavino Murgia, Luigi Lai, il grande maestro. Allora, maestro, aspetti, resti un attimino qui che adesso abbiamo i giovani, adesso abbiamo i ragazzi, perché rientrano i ragazzi del maestro Vincenzo Cossu, la corale studentesca Città di Sassari e l'insieme vocale Nova Eufonia. Diamo il tempo alle due corali di entrare perché sono in tanti, nel frattempo ve li presento. La corale studentesca Città di Sassari, nata alla fine del 2014 da un'idea del maestro Cossu, è l'unico coro interscolastico delle scuole superiori dell'isola e comprende ragazzi provenienti da 8 istituti superiori di Sassari e di Porto Torres, i licei Ispano, Marconi, Canopoleno, Castelvì e Figari di Sassari, il Politecnico, l'Angioi di Sassari, il Pagliete di Porto Torres. La corale ha al suo attivo oltre 80 esibizioni tenute tra il 2015 e il 2018 in Sardegna, in Italia, in Catalogna e in Croazia. Ha inoltre conseguito 5 riconoscimenti in 4 diversi concorsi nazionali e internazionali. Questa sera si esibirà insieme al Nova Eufonia, unico gruppo corale della Sardegna specializzato in musica da cinema. Ideato e fondato da Cossu nel 2010, il Nova rifonda la sua struttura associativa nel 2018, anno record che si chiude con oltre 40 esibizioni e numerosi eventi di prestigio all'attivo. La prima edizione del Festival delle Bellezze, la seconda edizione del Gran Concerto di Natale per Emergency, il concerto per i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, il Cineconcerto 8. Il Nova, composto da 30 elementi, per lo più giovani del territorio, ha nel suo catalogo temi e canzoni per il cinema di autori come Ennio Morricone, Nicola Piovani, John Williams, Hans Zimmer, Vangelis, Queen, Adele e Lady Gaga. E questa sera le corali proporranno alcuni brani del Cineconcerto, spettacolo multimediale ideato da Cossu, che fonde musica, poesia, cinema. Accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Solinas, alle percussioni Aurora Cossu, voci soliste Maraia Canu, Viola Tanca, Stefano Venusti, a voi il Cineconcerto.
Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. But she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Noveofonia, la corale studentesca Città di Sassari, il maestro Vincenzo Cossu. E allora aspettiamo che i ragazzi escano, sono tanti, perché proseguiamo con un altro contributo video di un altro musicista che con la sua musica ha dato lustro a questa città. Roberto Tola, sassarese, chitarrista, compositore di fama internazionale, musicista pluripremiato. Ha ricevuto il Vox Populi Award al 16° Independent Music Awards di New York. Ha ottenuto 7 awards su 8 nomination dall'associazione Indie Music Channel Awards per il miglior brano e la miglior registrazione jazz, la miglior registrazione dell'anno e come migliore strumentista e miglior produttore jazz. Per il brano Sunny Morning ha ricevuto la menzione d'onore all'Atlas Elite Entertainment Music Awards in collaborazione con la Sony Music. In onore dei suoi traguardi artistici, anche il sindaco ha voluto recentemente omaggiare il musicista con una targa del comune di Sassari. Ecco il videomessaggio di Roberto Tola. Ciao ragazzi, quando vedrete questo video sarò già via dalla nostra bella città, dalla Sardegna, per impegni musicali che mi vedono impegnato in collaborazione in una tournée europea da ora fino ad ottobre, ad iniziare dal Festival di Madrid, il Festival Jazz di Madrid, i prossimi giorni. Sapremo tutti i motivi di questo evento di solidarietà e sono stato lietissimo di aver ricevuto l'invito da parte dell'organizzatore di questa manifestazione, Vincenzo Cossu, nonché direttore dell'insieme vocale Noveofonia e della corale studentesca Città di Sassari, per partecipare appunto a questo importante evento al Teatro Comunale il 1° aprile. Ma purtroppo, come ho detto, per precedenti impegni mi duole non poter essere là con voi. Ma sono sicuro che l'evento sarà veramente una dimostrazione concreta di solidarietà da parte di tutti noi e voi. Un augurio va perciò alla comunità La Cruca, tutta, che sono certo saprà superare anche questa dura battaglia, perché come giustamente ha riportato un articolo della Nuova Sardegna pubblicato lo scorso gennaio, questo non è stato un fatto, un furto qualunque, ma è uno sfregio grave, un danno che va al di là del valore economico e danneggia quindi tutti noi ed il territorio. Un duro colpo quindi per il tanto duro lavoro, i sacrifici fatti in tanti anni dalla comunità, ad iniziare dal fondatore Don Chino Pezzoli, insieme all'impegno anche di Don Mario Sozzi e del responsabile della Cruca Paolo Camiciottoli. E ovviamente non si possono dimenticare i lodevoli tanti volontari. Una comunità ferita quindi, che saprà sicuramente rialzarsi e proseguire brillantemente la propria missione. Questo non fermerà ovviamente il lavoro fatto ininterrottamente dalla comunità ormai da tanti anni. Il nostro dono, vedete, alla comunità oggi non è solo un aiuto per dare un po' di respiro alla comunità stessa, ma è anche per me e per tutti voi, credo, un'occasione per ringraziare e riconoscere il merito e l'esempio che la Cruca dà a tutti noi. Ed è un lodevole lavoro fatto, come ho detto, da tanti anni. Un abbraccio alla comunità intera, un abbraccio speciale e un saluto caro a tutti voi. Grazie. Grazie al grande musicista Roberto Tola. Roberto Tola ha nominato un responsabile della comunità che vorrei invitare qui sul palco, Paolo Camiciottoli.
Invito anche il presidente della Fersaco, Maria Maddalena Simile. Eccolo. Buonasera, Paolo Camiciottoli, prego. Allora, una grande serata, diciamo che io vorrei chiederti questa cosa. Le giornate del vostro centro, Madre Maria dei Poveri, sono scandite dal lavoro. Un mezzo fondamentale per voi, il fulcro della vostra comunità. Dunque questo furto che avete subito vi ha colpiti veramente nel profondo. Ci sono stati tanti gesti di affetto, di solidarietà e purtroppo i ragazzi non sono presenti questa sera, i vostri ragazzi, ma sicuramente farete sentire loro che tanta gente è venuta qui per manifestare la sua vicinanza. Allora, per prima cosa ringrazio tutti, ci tengo a ringraziare Vincenzo Cossu che da anni, insieme anche al coro turritano, vengano in Crucca per dimostrare ai ragazzi la vicinanza, la passione e l'impegno che mettano nel canto. Ringrazio tutti gli artisti, fondamentalmente artigiani di passione. La passione è entusiasmo e per uscire dalla dipendenza ci vuole entusiasmo. Il furto subito, come per chiunque subisca un furto, è stato una violenza, di questo è. Però fin dai primi giorni, malgrado tutti i dubbi, anche di rendersi conto che abbiamo gestito la nostra comunità in maniera superficiale, noi siamo lontani dalle stalle, cioè è potuto accadere. Però dalle batoste, come ci insegna Don Chino e come ci insegna qualsiasi educatore presente, dalle batoste ci si rialza e ci si alza e se è possibile si impara qualcosa. Fra l'altro grazie a tutti voi che siete qui, io fossi in voi vi farei un applauso perché siete veramente bravi. Due microfoni. Ok, allora, poggiamo qua, facciamo così. Perché appunto mi dicevi che il presidente della Fersaco, Maria Maddalena Simile, non a caso è presente stasera perché più volte il coro polifonico turritano del maestro Laura Lambroni si è esibito all'interno dei locali di questa comunità. Lei raccontava che questa è sempre una sensazione molto molto particolare. Sì, in effetti io ho sempre provato una grande emozione ogni qualvolta ho potuto partecipare ad un concerto alla Crucca. Credo che comunque noi come coro che facciamo musica come volontari, così risulta veramente importante per noi poter fare qualcosa che in qualche momento fa gioire qualcuno. E in effetti gli applausi che noi riceviamo quando facciamo i concerti alla Crucca sono veramente schioccanti, pertanto risulta sempre un piacere per noi poter partecipare e vivere qualche ora con loro. Tra l'altro voglio far notare che oggi i cori che si esibiranno sono tutti cori che sono iscritti alla Fersaco, che è la federazione regionale che presenzio, alla quale fanno parte un certo numero di cori della Sardegna, circa una settantina. Quindi anche la Fersaco sostiene il sociale. Però in questo caso diciamo che siamo stati tutti colpiti, perché in effetti tutti in qualche modo abbiamo sempre sostenuto Don Chino e l'attività che lui ha cercato di portare avanti. Quindi speriamo di poter contribuire per riuscire anche in altre forme a poter raggiungere perlomeno in parte la cifra necessaria per permettere a questi ragazzi di continuare a lavorare. Grazie. Allora, vi ringrazio, Paolo Camiciottoli, mentre sì, allora, va a prendere la cartella perché adesso
abbiamo il coro polifonico turritano e appunto Maria Maddalena Simile è una delle coriste. Nel frattempo, appunto, chiamo il coro polifonico turritano diretto dal maestro Laura Lambroni. Il coro polifonico turritano, istituito nel 1959, è considerato tra i migliori cori amatoriali italiani. Quest'anno festeggia i suoi 60 anni di attività. È stato diretto per 37 anni dal maestro Don Antonio Sanna. Il suo repertorio spazia dal canto gregoriano alla coralità contemporanea, alla musica di ispirazione popolare sarda. Ha conseguito 50 premi, ha registrato per Radio Colonia e la RAI e inciso diversi CD per case discografiche internazionali. Dal 1996 il coro è stato diretto per 18 anni dal maestro Luca Sannai e poi dal 2014 è passato alla direzione artistica di Laura Lambroni. Dal 1979 organizza il Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d'Europa, uno dei più importanti festival corali a livello europeo. A voi il coro polifonico turritano diretto dal maestro Laura Lambroni.
Grazie al maestro Laura Lambroni, al coro polifonico turritano. Grazie. E Porto Torres è la patria del più grande tenore al mondo. Ieri, durante la notte degli Oscar della lirica, a Doha, nel Qatar, Francesco De Muro è stato premiato con questo grandissimo riconoscimento. Una carriera fulminante nel mondo della lirica, acclamato in teatri del calibro della Scala di Milano, Covent Garden di Londra e poi a Berlino, a Vienna, Parigi, Pechino, Tokyo, fino allo strepitoso successo al Metropolitan di New York per la sua straordinaria interpretazione del Rigoletto di Giuseppe Verdi nel ruolo del Duca di Mantova, il teatro che nel 1972 celebrò Luciano Pavarotti. Da New York ci ha inviato questo videomessaggio. Ascoltiamo Francesco De Muro. Cari amici e soprattutto cari amici sardi, dal Metropolitan di New York, dove sto cantando nel Rigoletto il Duca di Mantova, siamo all'intervallo del primo atto. Voglio mandarvi questo messaggio di ringraziamenti a tutti voi che state aiutando la comunità La Crucca e in particolare un grande abbraccio a Don Chino Pezzoli per quello che sta facendo da anni a questa comunità e a tutti i suoi ospiti. Ringrazio veramente le persone che sono giunte al teatro per sostenere questa comunità che merita l'aiuto di tutti voi. Perciò
il mio contributo posso darlo da qua con questo messaggio, ma sicuramente quando verrò in Sardegna andrò a trovare la comunità per portare il mio personale contributo. Vi abbraccio e vi voglio bene, grazie Don Chino Pezzoli per quello che fai, grazie a tutti voi. E naturalmente non poteva mancare l'abbraccio grande a te, caro Vincenzo, e ti ringrazio da parte di tutti, anche di tutte le persone che sono lì con te, per quello che fai e per quello che stai facendo per questa causa nobilissima, ma soprattutto perché porti la musica nel cuore di tutti questi ragazzi che sono in questo tuo magnifico coro. Allora ti abbraccio e ci vediamo presto, quando verrò in Sardegna verrò a trovarti. Ciao Vincenzo. La donna è mobile, quale piuma di vento, muta d'accento e di pensiero. E grazie al grande Francesco De Muro. E adesso abbiamo un ospite femminile. Lei ha cominciato a cantare fin da bambina, all'età di 6 anni, grazie al padre Pietrino, musicista e cantante. Porta con sé ogni giorno la gioia di cantare per i sardi nell'isola e fuori dai confini dell'isola e si è distinta per i suoi meriti artistici e umanitari. È stata scelta per cantare in occasione delle visite pastorali in Sardegna di 2 pontefici, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Nel 2015 è stata scelta per animare la Festa della Luna nel padiglione della Cina all'Expo di Milano, fatto unico e straordinario. Per lei, spendersi per gli altri è una carezza per l'anima, per il cuore. Sapere che anche un piccolo gesto è servito. È con noi questa sera Maria Giovanna Cherchi. Buonasera a tutti. Ma guarda cara, vedi come sono belli visti da qua, sono molto felice, sai, però non voglio trattenervi troppo con le parole. Prima cantiamo e così ci divertiamo un po', va Benissimo, bene? ti lascio il palco. Grazie. Maria Giovanna Cherchi. Volevo cominciare questo momento musicale insieme a voi dopo tante belle note prestigiose, un canto che parla di speranza, è intitolato Sagrados Cantos, i canti del cuore, dell'anima, così abbiamo detto oggi, quelli che fanno bene, che ci fanno sentire un'unica famiglia, e allora ve la faccio ascoltare, Sagrados Cantos. Es rusinete attunzu incontro a mia bella questa Padua rosa da zucchero le mie mammarci
Grazie. Io soffro quando voi siete così distanti, ma mi hanno vietato di venire qua perché non mi avreste visto, però voglio venire comunque a salutarvi, a ringraziarvi per avermi dato la gioia questa sera di sentirmi utile, ma soltanto grazie a voi. Allora io chiedo un favore, non so se si può fare, possiamo accendere le luci del teatro? Possiamo chiedere questo favore? Perché io vi voglio guardare in faccia. Questa canzone è la storia della Sardegna e ah, che meraviglia, ora sì, ora vi vedo, eccoci, va meglio. Direi che possiamo cantare adesso questa canzone che è intitolata Ballande in Tundu e racconta proprio la nostra voglia di stare insieme, di condividere momenti belli, di festa, importanti come questo. Ballande in Tundu, pronti? Aiutatemi voi, vai! Sulle mani! Orarle a mie tastu de terra e torrana nasce sor sentimento mio mira de esos pianetas intro a mie tu e mira sas stellas a curto a tie ballando in tundu pesco un dorra la pizzería vasos cariños comente andamos Benemera nos convidamos ballando in tundu pes con pes manos con manos coros con coros Prima avete sentito questa canzone dalle note del nostro suonatore più importante, Luigi Lai. Adesso io ve la voglio cantare con l'ausilio di un'altra voce straordinaria. Non sentirete soltanto la mia. Qualche tempo fa
mi disse: io voglio cantare insieme a te la canzone d'amore più bella che io abbia mai sentito. E allora l'abbiamo cantata, certo, e io oggi ve la porto in questa versione. La voce che sentirete insieme alla mia è quella di Mango, e questa è la nostra Non potrò riposare. Grazie. Voglio lasciarvi con una canzone che mi ha portato fortuna, che mi ha dato la possibilità di cantare la Sardegna. Avevo chiesto ad un amico prestigioso una canzone che parlasse di me, e lui mi ha regalato questo brano. Penso che sia più però dedicato alla Sardegna. Lo lascio comunque dire a voi, la canzone è Mediterranea. Mediterranea.
Grazie, grazie davvero. Una grande donna di Sardegna, Maria Giovanna Cherchi. Grazie. Allora. Devo andare? Cosa c'è adesso? No, perché hai scelto di accettare questo invito del maestro Cossu? Beh, perché come hai detto tu prima, giustamente, ci sono quei momenti in cui ti rendi conto di essere davvero una privilegiata in tante cose e questa consapevolezza ti deve portare a metterti al servizio anche con queste cose piccole piccole, che però davvero hanno un grande significato se poi c'è qualcuno che così in larga misura ti aiuta ad essere utile. E allora davvero io ho soltanto accettato questo invito doveroso perché qualcuno ci ha chiamato e ci chiamano spesso. L'importante è avere davvero la forza di rispondere subito e oggi voi l'avete fatto molto molto meglio di me. Grazie. Ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo. Cosa c'è ora? Mi dici? Posso Adesso... stare qui con te per la prossima presentazione. Cosa abbiamo? Allora, abbiamo la sezione Carabinieri in congedo, ha partecipato attivamente a questa raccolta, infatti fuori dal teatro c'è una postazione dove loro hanno la possibilità di raccogliere ulteriori fondi oltre al biglietto. Per cui io volevo chiamare il presidente della sezione Carbonazzi dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo, l'avvocato Enrico Cossu, maresciallo in congedo. Allora Grazie. Maria Giovanna Ci Cherchi, vediamo dopo, grazie, ci vediamo Grazie per il a gran voi. finale, A dopo. grazie. Maria Giovanna Cherchi. E allora aspettiamo l'avvocato Cossu. Buonasera. Allora, perché ha scelto di mettere in moto, in azione, quindi tutta la macchina organizzativa dell'associazione per questa iniziativa? Beh, per varie ragioni, ma una in particolare. Il maestro Vincenzo Cossu, Enzo, noi in famiglia lo chiamiamo così, è figlio di un carabiniere e quindi anche socio familiare della sezione Carabinieri Carbonazzi. E nel mese di, mi pare, i primi di gennaio, ha tenuto un concerto, come altri anni, alla Crucca. Io dopo 32-33 anni sono ritornato alla Crucca perché ricordavo la Crucca quando era un'azienda ormai distrutta, con centinaia di mezzi sui campi, insomma ormai arrugginiti, le strutture praticamente demolite, e invece sono arrivato lì per questo concerto e ho visto una meraviglia, insomma, un'azienda funzionante, una miriade di strutture, insomma, che erano distrutte invece che ormai sono funzionanti e che i ragazzi della Crucca praticamente gestiscono in maniera veramente meravigliosa. L'Arma rappresenta da un lato la severità della legge, però come tutti sappiamo i carabinieri sono stati sempre vicini al popolo, alla gente, ai bisognosi, e quindi noi una volta in congedo lasciamo da parte la questione della severità della legge e ci occupiamo come appunto associazione di carabinieri in congedo di volontariato, quindi facciamo assistenza e in questo contesto la sezione con tutti i soci, con il segretario Branca, con amici simpatizzanti come il signor Pintus della Grembi Viaggi, insomma in 10 giorni hanno venduto circa 200 biglietti e poi hanno recuperato delle somme che volontariamente hanno offerto sia ai soci che all'ingresso molto generosamente tanti spettatori. Quindi in questo momento insomma noi siamo solidari con tutta la comunità e sperando che al più presto recuperino questo danno. Insomma, mi verrebbe da dire a questi signori che hanno compiuto questo oltraggio, perché
vedendo la solidarietà, vedendo tutta questa gente, non ci avete fatto niente. Non ci avete fatto niente. Una canzone dice così. Quindi penso che in breve tempo con l'aiuto di tutti, insomma, ben presto la comunità e i ragazzi recupereranno il perduto, insomma, e il mal tolto. Dicevamo che all'esterno c'è una postazione, quindi vostra. All'uscita saremo ancora presenti, però in questo momento, perché da questa parte, da buon carabiniere, qua ci sono quanto recuperato dai soci, oltre al biglietto, insomma, e quanto hanno offerto fino a questo momento tutti gli spettatori. E insomma, la generosità dei sardi è una cosa veramente bella. Questo ci distingue da tanti, perché i sardi sono di una generosità veramente impagabile. Non credo che come noi ci siano altre persone che in questi momenti, perché Saparadura è qualcosa che è stata creata dai sardi, dai buoni sardi, proprio per rimediare quando i pastori venivano derubati e noi carabinieri che avevamo, i carabinieri che si occupavano proprio di anti-abigeato, quando recuperavano il bestiame e ne mancava, c'era sempre subito qualcuno che una pecora, un ovino, insomma, in qualche modo recuperavano subito il maltolto, e questo è un grande esempio di generosità. Questi sono quelli che abbiamo finora raccolti. Adesso non so se consegnarli a lei o consegnarli a... No, li tenga lei, io non mi occupo di questa cosa. Grazie avvocato, grazie. Grazie quindi all'Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo, al ex maresciallo Cossu. E allora, un grande contributo, oltre a questa associazione, è stato offerto sicuramente, senza dubbio, dal direttivo dell'insieme vocale Nova Eufonia, che ha gestito questa complessa, anzi complessissima macchina organizzativa con grande efficienza. E allora li chiamo i componenti del direttivo del Nova Eufonia, il presidente Giuseppe Prisco, il vicepresidente Mario Ledda, il tesoriere Federica Prisco e la segretaria Alessandra Cocco. E chiamerei anche il maestro Cossu, proprio in rappresentanza del Nova Eufonia. Allora, Presidente, com'è andata? È andata sicuramente al di sopra delle nostre aspettative, perché noi avevamo già manifestato la nostra vicinanza a queste tematiche già alla conferenza stampa, e vedere vicine così tante persone ci fa capire che quel terreno così duro da calpestare, che è il sociale, credo un po' in tutta Italia, oggi abbia fatto un passo in avanti. E questo lo crediamo davvero. Si parlava dell'impegno del direttivo di stasera, è stato un impegno che ci siamo dedicati con piacere, perché questo progetto ideato dal maestro Cossu trascende dal semplice piacere musicale e arriva persino a farsi portatore di valori, portatore di un messaggio che stasera speriamo possa essere arrivato a tutti i vostri cuori. Che dire, io in conferenza stampa parlavo di un'eventuale vittoria, non solo per noi come associazione organizzatrice o per la comunità La Crocca in caso di riuscita di questo evento, ma per tutto il pubblico che avrebbe partecipato. Ebbene, stasera non siamo solo noi vincitori, ma abbiamo vinto tutti. Prima di tutto avete vinto voi che avete reso possibile tutto questo. Grazie. Quindi, in qualità di presidente dell'associazione che presiedo, ringrazio tutti coloro che si sono applicati dietro le quinte, a partire dagli artisti, poi i tecnici e naturalmente, come già detto, tutti voi del pubblico. Senza di voi un evento del genere non sarebbe mai riuscito. E questo deve essere naturalmente il punto di partenza e non il punto di arrivo. Quindi ci auguriamo che questo veramente possa produrre anche risultati nel lungo periodo. Grazie a tutti. Grazie al Presidente Giuseppe Prisco, grazie a tutti i componenti del direttivo che si sono dati da fare
per questa iniziativa, grazie al maestro Cossu, e ci avviciniamo alla conclusione di questo evento. Quindi vi saluto, il maestro Cossu resta con me per i ringraziamenti finali, grazie. Nel frattempo facciamo entrare i due cori del maestro perché è il turritano anche, ci prepariamo al finale. E allora, oltre al direttivo del Nova Eufonia, per il grandissimo sforzo organizzativo, ringraziamo il responsabile della comunità di recupero della Crucca, Paolo Camiciottoli, tutti i ragazzi della comunità e soprattutto il fondatore Don Chino Pezzoli, per lo straordinario impegno e per l'opera di recupero dei giovani che hanno perso la strada ma vogliono ritrovarla. Il Comune di Sassari, il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alla cultura Manuela Palitta, la Fersaco nella persona della presidentessa Maria Maddalena Simile, tutta la sezione dell'Associazione dei Carabinieri di Sassari, in particolare il presidente, maresciallo e avvocato Enrico Cossu e il maresciallo Nicola Branca, i Vigili del Fuoco di Sassari, il comandante provinciale Michele Di Tullio, l'ispettore Pinuccio Cocco, gli istituti dell'accordo di rete della Corale Studentesca Città di Sassari, i licei Spano, Figari, Canopoleno, Marconi, Castelvi di Sassari, il Polo Tecnico dei Villa Dessì di Sassari, il Paglietti di Porto Torres e in particolare la scuola capofila IT Angioi e il preside Luciano Sanna. I colleghi degli istituti superiori di Sassari e Porto Torres per il prezioso sostegno, le famiglie della Corale Studentesca Città di Sassari e del Nova Eufonia, Daniele Pintus, titolare della Gremi Viaggi di Sassari, il gruppo Emergency. Il gruppo Emergency di Sassari e il presidente Rita Diez, grazie a padre Salvatore Morittu e Tullio Torru di Mondo X, grazie. Alla dottoressa Laura Dettori per il prezioso supporto medico, Alessandro Bogana per il supporto video, il titolare di Arte Sonos Gio R e tutto lo staff per il service audio, Aurora Garau, Gabriele Cabizza per il supporto fotografico, Sardinian Life per le riprese Cesari Donati, Fabio Marotta e Salvatore Piu, tutti i giornalisti, le testate che hanno contribuito alla diffusione mediatica di questo evento, Titi Sisto e tutto il personale del teatro, Fabio Marroccu e la MAS Servizi di Sassari, la SIAE di Sassari, il suo direttore Federico Adamo, Tiziana Marranci e le Messaggerie Sarde per il prezioso servizio di prevendita, e poi immancabile ringraziamento a Piero Marras, Francesco De Muro e Roberto Tola per i preziosi contributi. E naturalmente il maestro Vincenzo Cossu. E un grazie alla nostra presentatrice Luciana Satta. E grazie a voi, cari spettatori, per tutto il calore che avete dimostrato. Io vi lascio con una preghiera in musica e invito tutti gli artisti che hanno partecipato a questa serata
a guadagnare il palco. Ascolterete Deus ti salve Maria a voci unite con Maria Giovanna Cherchi, Riccardo Cherchi, il coro polifonico turritano del maestro Laura Lambroni, la corale studentesca Città di Sassari, l'insieme vocale Nova Eufonia con il maestro Marco Solinas al pianoforte, Aurora Cossu alle percussioni e i solisti Eleonora Piras, Maraia Canu, Viola Tanca e Stefano Venusti. Grazie. Grazie a voi. Deus te salve Maria, chi te grazia plena, de grazia senza Deus onnipotente, cum tegus et starum, nocit a benedicta e laudata, supra totum gloriosa, Mamma Frizza e sposa, Grazie a tutti. E un'ultima cosa, avete la possibilità ancora qua fuori, al banco organizzato dall'Associazione dei Carabinieri, per dare un ulteriore aiuto. Se volete, se ve la sentite, se pensate che sia giusto, dateci una mano, perché ci piacerebbe veramente, anche se mi è stato già detto, quello che conta è questa solidarietà, questo cuore, questo calore sicuramente, ma facciamo un bel regalo. Grazie a tutti.